Siamo col sindaco di Venezia, a lui chiediamo l'importanza di questi incontri tra i sindaci delle città capoluogo. Io sono convinto che ci si debba confrontare il più possibile fra sindaci, fra responsabili delle città, nelle varie dimensioni che queste hanno. I confronti fra realtà omogenee possono essere utili per mettere a fuoco dei problemi che si hanno in comune. Questo senza disconoscere la necessità di avere comunque una unità da parte di tutti i rappresentanti dei comuni grandi e piccoli, ma io sono convinto che analizzando situazioni di volta in volta, situazioni omogenee, si riesca a dare un contributo anche alla gestione in generale delle posizioni dei comuni e quindi a difendere l'autonomia dei comuni grandi e piccoli. Una domanda sulla manovra, la situazione economica dei comuni. I comuni piccoli non hanno risorse per sopravvivere. I comuni grandi come si trovano, come si comportano? Tutti i comuni sono in grave difficoltà, piccoli e grandi. I comuni grandi possono avere magari maggiori risorse, ma i meccanismi del patto di stabilità finiscono per bloccare quelle risorse che hanno in più e a destinarle a ripianare i debiti dello Stato. Ecco, questo è una grave ferita all'autonomia dei comuni che riduce anche i comuni grandi sostanzialmente a degli enti dipendenti dello Stato, disconoscendone l'autonomia.